Pace del Signore, fratelli, che il Signore benedica la vostra vita. Siamo felici, siamo gioiosi perché abbiamo la vittoria. La vittoria è nostra per Cristo Gesù, perché già che noi siamo qui seduti a lodare al Signore è una vittoria. Vuol dire che noi siamo vivi. Noi abbiamo una vita. Sai che quante persone si trovano in altri posti, in ospedale, perso nell'alcol, perso nella droga, in altri vizi. Però Dio ha avuto la misericordia per tutti noi. Ci ha preso con la sua mano. Ci ha preso a tutti. Oggi è un giorno molto speciale per tutti noi. Abbiamo deciso di dare la gloria a Dio, a Gesù vivente. A Lui e lode per sempre, per sempre. Non è con la nostra forza. Sai una cosa che prima che stavamo pregando mi è venuto la parola al mio spirito. Mi ricordo quando questa opera era aperta, l'inaugurazione. Il Signore mi mostra in un sogno. Questo posto era pieno. Era pieno. Questo posto era pieno di gente, di famiglie. Non è al nostro tempo, è il tempo di Dio. A noi, solo noi dobbiamo fare una cosa: combattere. Non da soli, sino con Dio. Dio farà, perché Dio la sua promessa lo compie. Non oggi, domani, non lo so, però Dio lo farà. Io sono molto felice di qua per raccontare la mia testimonianza. Quel Dio poderoso, quel Dio che noi lodiamo, è vero. È vero. Io lo dico con fede, lo dico con una, non lo so come si dice in italiano, convinzione che è Dio vero. Perché se Dio non è vero, sai dove noi ci troviamo adesso? La sua forza, suo Spirito Santo ci ha preso a tutti noi per fare una opera, per fare quello che Dio ha deciso che tutti noi dobbiamo fare. Tutti noi abbiamo un compito. Tutti noi. Sai, di questa moltitudine di gente che ci sono, Dio ci ha scelto a noi. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Prima cosa voglio presentarmi io. Mi nome è Roberto Carlos Valdivia Arellano. Io sono di Perù. Miei genitori sono evangelici di molti anni. Noi siamo cresciuti in una famiglia evangelica, credente. Noi siamo 10 fratelli. Però al passare del tempo tutti noi siamo allontanati da Dio. Io mi ricordo quando la mia mamma e mio papà ci portavano tutti a chiesa. Era
eravamo piccolissimi, parliamo di 5 anni. Dopo tutti noi abbiamo preso la nostra strada. Voglio che una cosa voi sapete: quando tu ti allontani di Dio o vuoi fare la tua volontà, lì ci mettiamo in guai, perché senza Dio non abbiamo la copertura, siamo presi del diavolo. Io alla mia età di 13 anni, 14 anni, ho cominciato a frequentare zone molto pericolose. Ho conosciuto gente che quel tempo per me erano amici. Pensavo che loro erano amici che loro non mi lasciavano mai. Però quegli amici erano persone che il diavolo, adesso mi rendo conto, erano usati per distruggere la mia vita. Loro erano strumenti, perché questa persona che è di fronte di voi era un alcolico, era un drogadicto che aveva perso la speranza. Sai che sofferenza ho portato a casa ai miei genitori, loro che erano credenti, che un figlio di un'età così di 14-15 anni si comportava di quel modo. Io facevo quello che io volevo, andavo, per me io era libero di fare quello che io volevo, hasta il punto di trovarmi con gente, con gruppi di gente molto pericolose, quelle persone che non hanno paura di morire. Tanti di loro sono adesso in carcere, in altri posti, alcuni hanno morto. Sai, una cosa mi ricordo molto bene, che un giorno erano più o meno le 4 della mattina. Non andavo più a scuola io. Mi ricordo molto bene questo, perché quel giorno ha marcato la mia vita. Al ser più amato della mia vita, quel giorno ho fatto sentire una cosa che nessun genitore può sentire. Mi ricordo che sono arrivato alle 4 della mattina. Mio padre mi aspettava tutti i giorni mi aspettava. Era lui che mi apriva la porta. Si arrivava ebriaco, era lui sempre che mi apriva la porta. Quando io arrivo, sono alla porta, mio papà viene con la sua chiave. Mio papà c'ha un'età 77 anni più o meno, quel tempo. Mio papà mi stava aprendo la porta e io vedo, non lo so, giro dietro me e vedo che
c'erano come 6-5 persone che venivano a prendermi. Quando tu ti sei messo in un gruppo, quello che fanno del male o quello che fanno non hanno cuore, praticamente fanno di tutto. Mi ricordo che sono venuto a prendermi con la macchina, prendermi dentro e portarmi e ammazzarmi. A mio papà le dico: papà, apri la porta che mi vengono a prendere. E mio papà disperato cade la chiave. Io mi sono girato, erano vicini. Io ho cominciato a correre. La mia casa ha 3 piani. Mio papà con quell'età è andato su al tetto, ha cominciato a urlare, a tirare le pietre, dicendo: no a mio figlio, no a mio figlio, no. Quel giorno non me lo dimentico. Sono scappato perché è uscito un amico, entre parentesi amico, con la pistola ha cominciato a disparare, a difendermi. In quel momento sono scappato. Mi ricordo che anche un giorno mi hanno preso il poliziotto di fronte a casa mia. E mio papà, la mia mamma viene con la mia sorella e dice: perché lo prendete a lui? Perché loro non sapevano quello che io facevo. Ho conosciuto gente che despacciavano droghe, non pochi, tanti. Un'età di 15 anni, perché io volevo mettermi lì dentro a guadagnare soldi facili. Lì si beveva tutti i giorni. Quando la mia mamma e mio papà hanno saputo di tutto questo, loro erano disperati. Dicevano: che cosa facciamo con Carlo? Che possiamo fare con lui? Io mi ricordo che tutte le mattine la mia mamma con mio papà alle 5 della mattina si mettevano in sua stanza a pregare tutti i giorni. Io lo sentivo tutti i giorni. Sai che io portavo gli amici a casa mia a fare la festa e loro si facevano qualcosa, io cominciavo a urlare: lasciami stare, no, non è la vostra vita, è la mia. Io mi ricordo che molto bene che mio papà si chiudeva la porta, cominciava a piangere. Io ero un ragazzo molto ribelle. Sai quando tu hai i nemici, quando tu ti sei messo in quel campo, tu non puoi dormire tranquillo. Mi ricordo che io avevo il mio letto sotto, non lo so come si chiama, come si chiama, un cortello così grande, macete, un cortello così grande, con quello dormivo io. Mi ricordo che una mattina mia sorella dice: oh, fuori stanno rubando. Io la mattina mi alzo, prendo il macete e vado dietro di lui. E loro, tutta la gente che mi conosceva diceva: ma questo chi è? È figlio del signor Claudio. Sì, lui è evangelico. Lui non è così, perché lui è così? Io 2 giorni, 3 giorni bevevo alcol. Mi ricordo che mio papà arrivava quando era per terra, mi portava a casa, mi faceva riposare. Dopo passava sempre così. Un giorno l'ho detto a mio papà, a mia mamma, forse mi ammazzano, mi stanno cercando
per ammazzarmi. Perché dove ero io una scuola, io in Perù facevo danza folclorica, era professore io, e andavo a scuola in scuola, no? Come professore. E un giorno a mio papà, a mia mamma, gli dico: mamma, papà, a me mi stanno cercando per ammazzarmi. E la mia mamma cominciò a piangere: mio papà, come, chi è? Chi è? Chi è? Sai una cosa? Io non avevo paura di perdere la mia vita. Io avevo paura di perderla loro. Perché quando tu vai lì, ti metti in un gruppo così, loro non è che cercano solo a te, ti cerca la famiglia. Perché sanno che così, facendo male alla tua famiglia, ti vengono a soffrire a te. Io non volevo questo. Per quello quando io magari trovavo a uno di loro, diceva: se vuoi far una cosa o far di male a qualcuno, fallo a me, non farlo a altri. Io ho avuto la mia figlia 17 anni. Mi ricordo che io ero con la mia figlia 3 mesi, stava fuori dalla mia porta della casa, era fuori, e loro passano e mi trovano, mi dice: ti abbiamo preso, e mi mettono qua, il coltello qua, adesso dove scappi? Dove scappi? Io ho detto: guarda, sono qua. Loro mi dicono: chi è lei? Mia figlia. Tu figlia? Sì. Uno di loro dice così. Dio ha misericordia di noi. Uno di loro dice così: oggi sei perdonato, perché c'è la piccola. Non vogliamo farle soffrire a quella piccolina. Però domani, non lo so, quando ti troviamo, non sarai vivo, sarai morto. Quando loro se ne è andato, io ho fatto così. La mia mamma, tutti hanno visto questa scena, no? Perché l'ho raccontato. E la mia mamma, disperata, chiama a miei fratelli che erano qua, quelli più grandi, la racconta la storia come erano, no? Perché prima nascondevano che per non fare soffrire a miei fratelli qua. Miei fratelli in 2 o 3 giorni prende la decisione così: Carlo deve venire a Italia, dobbiamo portarlo qua, dobbiamo salvarlo, deve cambiare un'altra vita, non può continuare così. E la mia mamma mi dice alla tua sorella, che c'ho una sorella qua in Firenze, che lei ti deve portare all'Italia. Quel tempo costava $10.000, perché si pagava una persona per venire qua. E lei aveva deciso di dare $10.000 per venire, però non si sa se tu passi o non passi, è alla tua sorte. Perché loro pensavano che se mi cambiano il posto, io cambio. Perché loro pensavano questo. Sai quante volte io e la mattina quando mi svegliavo dicevo così: perché io sono così? Perché non posso cambiare?
Arrivava alle 5, 6, il piede perché voleva andare fuori. Mia sorella mi chiama e dice: Carlo, chiama questo numero, questo è un signore che ti deve portare qua in 15 giorni. Io dicevo: vado in Italia. Io sono sincero, io non ho voluto venire mai qua. A Italia non vado. Così era io pensavo così. Perché per me, i miei genitori era tutto. Però alla volta facevo di male a loro. Mi ricordo che ho preso questa decisione, l'ho detto alla mia mamma: mamma, va bene, vado in Italia. La mia mamma ha cominciato a piangere, al mio papà anche, dicendo: tu sei quasi l'ultimo, come ci lasci questo che l'altro. Sai, quel tempo non conoscevo a Dio. Anche io pensavo, quando arrivo in Italia cambio strada, cambio vita. Così lo pensavo io. Io sono stato in Venezuela 6 mesi, perché era un processo per venire qua in Italia. Mi ricordo quando stavo andando all'aeroporto, nel mio orecchio sentivo che la mia figlia piangeva. Io dicevo: sto lasciando tutto. Sai, quando racconto la mia testimonianza, mi ricordo di tutto. E dico: Dio è buono. La sua misericordia non puoi descrivere. Io sono arrivato qua in Italia. Mio fratello Ivan, lo conoscete, alcuni lo conoscono. Lui va all'aeroporto, mi va a prendermi. Sono andato a casa di lui, sono stato una settimana chiusa, 2 settimane chiuso. Dopo mi hanno inviato a Firenze 2 o 3 mesi. In Firenze ho conosciuto la gente così, veloce, non gente tranquilla, gente che facevano anche del male, gente che drogati, gente che le piaceva bere, perché per me quell'ambiente era piacevole. Mi ricordo che siamo andati a una festa, c'era una festa lì che aveva finito male la festa, no? Perché abbiamo uscito lì perché ci abbiamo picchiati con altri. E mia sorella le dice, no? A mia sorella le dice: sai che Carlo ha avuto questi problemi. E mia sorella dice: portatelo a Milano perché qua io non lo posso tenere. E ancora mi mandano qua a Milano. Per quel tempo ho conosciuto alla mia moglie, perché l'ho conosciuto io in Venezuela, a lei l'ho conosciuto là. Lei era evangelica, lei mi parlava di Gesù, mi parlava così, però a me non mi interessava. Mi ricordo molto bene quando ero a Milano, sono andato a prendere a lei perché è arrivato da Venezuela e qua eravamo da soli, siamo cominciati a uscire, tutto, però non cambiavo io, non avevo un cambio nella mia personalità. Mio fratello veniva e diceva: tu non cambi perché sei così. Erano stanchi di me, erano stanchi. Loro mi trovavano un posto. Loro sai che cosa dicevano?
tu sei la vergogna della famiglia. Io ho preso avevo, mi ricordo che avevo 3 cambi, ho preso, mi sono andato a vivere da solo, non avevo tanto lavoro, 300 euro al mese guadagnavo io quel tempo, prendo un postoletto, vado lì, nessuno mi dice niente. Però in quel tempo lì, come avevo conosciuto la mia moglie è incinta. Quando è incinta lei, io dico, no? Quando lei avrà mio figlio, io cambio. Guardi quante promesse mi ho fatto io da solo, io cambio. Tante volte non facciamo promesse, però non è con la nostra forza, non è con la nostra forza. Io, quando è nato mio figlio, ero lo stesso. Mi ricordo quando aveva 2 mesi, io arrivo ebbriaco alla mia casa, c'era mia moglie, io dico dammi il mio bambino, tutto ebbriaco, era appena nato. L'ho preso del braccio, mia moglie come la mamma è tutto, Lei si mette sopra del mio figlio e dice no, a lui non toccarlo, toccami a me se vuoi, però a lui no. No, è mio, dai. No, per favore, fammi. Se vuoi fare del male, fallo a me, non a lui. Però in quel tempo già c'era una sorella della chiesa di Maranatha che viene a abitare a casa di mia sorella, affittare una stanza. E lei tutti i giorni ci parlava di Dio, tutti i giorni. E diceva Carlo, Gesù è vero, noi dicevamo sì, lo so perché mio papà è credente, noi lo sappiamo che è stato curato dalle malattie, lo sappiamo. Dice, Gesù è vero, Carlo, mi ha parlato così 2 mesi. Io facevo finta di non ascoltarlo, però non era così. Io quando mi trovavo da solo pensavo, sarà vero quello che mi dice lei? Era così. In un momento io mi sono trovato a prendere una decisione e una mattina mi sono alzato, c'era mia moglie, c'era mio figlio. Non lo so, penso che Dio quel momento stava cominciando a lavorare in me. Mi fa vedere così. Chi sei tu? Chi sei tu per fare così a loro? E la mia moglie dice così: Carlo, posso uscire un attimo? Devo fare le spese qua, prendo 2 cose che mi mancano per cucinare. Va bene, vai, te lascio da solo. Mia moglie non si fidava di me. Lei mi dice ti lascio il piccolo, vai. Io così, io aspettavo che lei che andasse, perché dentro di me era troppo forte. Non lo so che cosa mi succedeva dentro, perché quando io non bevevo l'alcol, le mie mani tremava, la mia mano tremava. Quando lei uscita a prendere queste 2 cose che le mancava, sai che cosa ho fatto? Una cosa, l'ho visto a mio figlio in letto che dormiva, ho detto così, mi sono ginocchiato, ho detto così: Signore, aiutami. Se tu sei vero,
cambiami, non posso più, non posso più. Rispondimi, per favore. Tu hai guarito a mio papà. Loro ti servono tanti anni. Dove sono? Dove ho finito? Rispondimi, per favore. Ho bisogno di te. Non lo so quanto pianto, non lo so. Però quando la mia moglie è tornata, mi ha visto gli occhi tutto rosso, mi dice: hai pianto? Io dico: no, maschi non piangono. No, tu hai pianto? No, maschi non piangono. Perché io ero così, ero duro. Adesso piango facilmente. E lei entra a casa mia, passa 2 minuti, cerca 2 minuti, suona il mio citofono di casa e mia moglie va a rispondere. Dice: Carlo, ti stanno chiamando fuori. Io pensavo che era la gente cattiva che sta cercando me. Io ho detto a lei: non uscire, vado io. Quello che succede, non uscire, vado io. Perché io dicevo: vado a affrontarlo io da solo. Però questa volta non era con uomini, non erano persone umane. Devo uscire a affrontare una cosa molto bella. Io sono uscito alla porta, mi trovo con un signore vestito più o meno come io, con un bambino di 12 anni. Fratelli, voglio che voi sappiate che il Dio che noi lodiamo, che cerchiamo tutti i giorni, è vero. Esco, mi trovo con queste persone, il Signore mi dice: vieni un attimo, mi dice, prende la Bibbia, voglio che tu leggi una porzione della Bibbia. E mi trovo qua in Giosuè, che dice così in Giosuè 1: nessuno potrà resisterti di fronte di tutti i giorni della tua vita. Come è stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Sii forte, coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurerai a loro padri di darti a loro. Solo sforzati. Quando io ho letto questa parola, succede 3 cose. Mi è caduta la venda degli occhi. Non vedevo più come Carlo che vedeva prima. Secondo, sono disintossicato. Terzo, libero. Quando io mi sono girato, fratelli,
Sai, quel momento lì, mi piedi sembrava che non toccassi la. Io sono entrato a mia casa dentro, ho cominciato a correre e dire alla mia moglie: Gesù è vero, Gesù è vero. E lei mi dice: che cosa hai? Che cosa hai? È vero, Gesù. Mi ho trovato con lui. Che cosa hai, Carlo? Gesù è vero. Chiediamo perdono a Gesù. L'ho preso a mia moglie e le ho detto: chiediamo perdono, io non lo so come si fa, però tu sai, aiutami. Siamo ginocchiati, abbiamo chiesto perdono. Da quel giorno lì sono passati quasi 7 anni. Mai ha provato la mia labbra, alcol, droga, niente. Non è il posto che ti cambia, è Gesù che cambia. È Gesù che cambia. Mia sorella, tutti che erano lì a criticare, dicevano: questo è pazzo. Però ero pazzo per Gesù. Sai, molte volte la gente pensa di trovare Gesù nelle chiese. No, lo puoi trovare dove tu dichiari che Lui è Signore. Sai, di quel giorno ho cominciato a parlare ai miei fratelli, a tutti. Loro erano contro di me, tutti. Io mi ricordo, in 2 giorni io ho cominciato a cercare chiesa, perché non potevo più. Sai che perché io cercavo chiesa io? Perché volevo andare davanti alla chiesa e dire: sono qui. Un'amica dice: io le chiamo, ero interessato io. Nessuno mi diceva: no, andiamo. No, ero interessato io. Sai che cosa dicevo? Sai, per favore, portami alla tua chiesa. Per favore, portami alla tua chiesa. E questa amica mi dice: domani passo per te, andiamo alla chiesa. Io mi sono seduto dietro con la mia moglie, con mio figlio. Guarda, quello che il pastore diceva, io aspettavo che finisca, perché io volevo passare qua avanti. Quando lui ha finito, sono qua e ho detto: pastore, voglio dare la mia vita a Gesù. Ho preso la mia moglie, andiamo, è tempo di servire a Dio. Ho passato avanti e ho detto: Signore, emmi qui. Dio è vero. Dio non si dimentica dei suoi figli. Lui non si dimentica dei suoi figli. Ti dico una cosa, in questo termino. Mi ricordo quando ho passato 3 anni e ero evangelico. In 1 anno ho cominciato a sistemare la mia vita. Meno di 6 mesi. Che cosa è peccato? Questo, non sono sposato, non sono battezzato. Io ho cominciato a disperarmi. No, devo sposarmi, devo battezzarmi, perché se viene Dio no, non voglio rimanere, io voglio andarmi con Lui. Quando erano 3 anni, a tutti i esseri umani arrivano un momento che
trovi da solo, che non lo so, non volevo andare più a chiesa, un pochino che è arrivato la stanchezza, tutto. E Dio sempre ti fa ricordare una cosa. Guarda, non me lo invento io. La mia suocera in quel tempo mi invia questa Bibbia perché l'aveva chiesto uno grande, e qua era scritto che diceva la stessa parola che Dio mi ha trovato. Quando io ho letto questa parola di nuovo mi sono ricordato che non sono da solo e che Lui è sempre con me. Dio non ci lascia mai, mai, mai. Grazie fratelli, la pace del Signore sia con tutti voi. Amen.